Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sempre in diretta da tutte le nostre province. Oggi partiamo con Cortina d'Ampezzo perché nella Perla delle Dolomiti oggi c'è la refrigerazione dello Sliding Center, la pista da bob tanto discussa ma che sta arrivando alla conclusione, verso la conclusione dei lavori rispettando il cronoprogramma. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Come vedi siamo proprio in cantiere, tutto un via vai di mezzi e di macchine operatrici. Siamo all'ingresso del cantiere lato Sopiazes, dall'altra parte la parte di l'ingresso di Ronco. Qui a poche decine di metri di distanza c'è la centrale di refrigerazione che il 5 febbraio scorso vi avevamo mostrato nella nostra esclusiva, ancora con i lavori in corso, e invece questa mattina è stato schiacciato il pulsante dell'accensione che in sostanza è un passaggio fondamentale per mettere a punto tutto l'iter che porterà entro la prossima settimana a ghiacciare mano a mano i tratti della pista da bob dello Sliding Center, che è oramai in addirittura d'arrivo. Il 24 di marzo la prima discesa, a scendere per primi saranno gli slittinisti e poi a seguire lo skeleton, infine il bob con tutte le delegazioni delle federazioni internazionali di specialità. Gli ultimi a scendere e a testare la pista saranno gli atleti della federazione italiana. Oggi la giornata importante perché si è riunito in un solo frangente sia un vertice per la sicurezza alla luce del presunto sabotaggio della sera di giovedì scorso proprio all'interno del cantiere della pista, e poi proprio per l'evento dell'accensione della centrale di refrigerazione, alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli. Non c'era invece il presidente della regione Luca Zaia. L'ufficio stampa soltanto ieri sera, l'ufficio stampa della regione soltanto ieri sera ha annunciato sopraggiunti impegni istituzionali per il Presidente, che comunque è stato ringraziato dal sottosegretario nella intervista che gli abbiamo fatto poco fa e che prego la regia di mandare in onda. Qual è stata la sua prima sensazione, la sua prima emozione? Lei era venuto a Cortina e qui diciamo che la situazione era un po' più diversa. Sì, c'era degrado in questa zona. Beh, chiaramente la mia è un'emozione di orgoglio per aver creduto fin dal primo momento in questa operazione, un'operazione che, ricordiamolo, ha visto sì un investimento legato allo Sliding Center, ma si porta dietro oltre 1 miliardo di euro di investimenti che verranno realizzati da qui ai prossimi anni e che cambieranno il volto non solo della statale Alemagna ma del Veneto. Governo contro i signori del no, però ultimamente anche contro la stampa. Vogliamo fare un po' di pace, mettere un po' di equilibrio sulle cose, perché i giornalisti danno le notizie. I giornalisti danno le notizie e da giornalista dico che le notizie devono essere equilibrate, libere, e che le voci in campo devono essere tutte rappresentate. Sentire solo una voce a volte rischia di creare una verità parziale anche nell'opinione pubblica e nelle persone che ascoltano, e questo rischia di essere veramente un pericolo, perché se l'informazione è libera ed equilibrata è un'informazione che serve per tutti. Da noi l'invito alla trasparenza. Da noi? Da noi nel senso, no, da noi la stampa, l'invito alla trasparenza sempre e comunque. C'è questa questione del presunto sabotaggio, quali sono le ultime notizie che lei ha avuto, e in relazione anche alla sicurezza generale di quest'opera ha incontrato il prefetto di Belluno, quali sono state le decisioni?
Sostanzialmente verrà intensificata la sorveglianza su queste e sulle altre opere olimpiche. Il rischio è che qualche testa calda per una bravata causi un danno irreparabile a una manifestazione che è una manifestazione di carattere mondiale e che permetterà a Cortina di essere nelle televisioni di 2 miliardi di persone. Il presidente Zaia sa dov'è? Il presidente Zaia ha avuto un impegno, purtroppo. Io devo ringraziarlo, perché se non ci fosse stato Luca Zaia e il suo collega Attilio Fontana noi non saremmo qui, nel senso che l'allora governo giallorosso aveva un po' ancora prima i grillini nei vari governi hanno osteggiato politicamente la realizzazione di queste Olimpiadi. Se non ci fossero state le 2 regioni che inizialmente hanno coperto con i loro finanziamenti l'inizio dell'idea, non saremmo a parlare di Olimpiadi. Quindi grazie a Luca Zaia, grazie a Attilio Fontana. Ecco direttore, se ho ancora qualche secondo di tempo, mi ha raggiunto il direttore del cantiere Michele Titton e a lui voglio chiedere in questo momento come è andata oggi. La visita è andata molto bene, abbiamo rispettato i tempi e le consegne dovute, quindi l'impianto che è il cuore della centrale è partito. Da dopodomani inizieremo a raffreddare tutte le curve della parte alta, quindi diciamo che fra 2 settimane tutta la curva sarà completata, tutta la pista sarà completata e tutte le curve saranno raffreddate e inizieremo a completare la ghiacciatura. Grazie a Michele Titton, che conosceremo poi in seguito quando finirà tutto questo trambusto legato alla realizzazione dello sliding center. È il neo delegato del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, quindi lo conosceremo poi più avanti in altra veste. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie alla nostra inviata Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi, il nostro operatore della redazione di Belluno. Andiamo avanti con la cronaca. C'è stata una tragedia sfiorata ieri ad Ospedaletto Euganeo, dove un mezzo per il trasporto eccezionale ha perso parte del suo carico. Sentiamo. 3 lastre d'acciaio enormi, ciascuna del peso di 25 tonnellate. È il carico perso da un autocarro per il trasporto eccezionale lungo la strada provinciale 15 via Carceri ad Ospedaletto Euganeo. L'impatto sull'asfalto ha danneggiato gravemente il manto stradale, colpendo anche il muro di cinta di un'abitazione. Fortunatamente ci sono stati solo danni, nessuno invece è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, l'autista dell'autocarro ha perso il controllo del mezzo pesante a causa della foratura di uno pneumatico. La sbandata ha provocato la perdita del carico eccezionale. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno chiuso la strada dall'intersezione con via Peagnola all'imbocco della strada regionale 10 variante direzione Carceri. È stato un grave incidente a Legnaro. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Vittorio Veneto per uno schianto tra 2 auto che ha causato 3 feriti. La squadra dei vigili del fuoco, giunta da Piove di Sacco, ha messo in sicurezza i veicoli e assistito il personale sanitario nel soccorso delle 3 persone a bordo di una Ford Focus. Dopo le prime cure i feriti sono stati trasportati in ospedale con 3 ambulanze, illeso il conducente dell'altro veicolo. E continuano furti e spaccate in tutto il nostro territorio. C'è stato un ennesimo episodio di degrado e di violenza contro esercizi commerciali a Vicenza. Le vetrine di 2 supermercati e un bar sono state bersagliate ripetutamente da colpi di mazza. Le immagini del sistema di videosorveglianza lo hanno inquadrato la scorsa notte a 00:40. Un uomo robusto coperto con un cappuccio si scaglia con inaudita violenza contro le vetrate di alcuni esercizi commerciali nella zona ovest della città. In mano brandisce una spranga metallica ricurva con cui assesta una tremenda raffica di colpi, precisa quanto violenta. Non pare intenzionata a trovare un varco, ma quanto infliggere più danni possibili, un colpo in alto e uno in basso in sequenza.
A scoprire quanto accaduto questa mattina i dipendenti di 2 supermercati, quello al Villaggio del Sole e quello di strada Cattane, dove inoltre è stato bersagliato anche il bar annesso. Il risultato appare come un atto di guerra, una gragnuola di colpi che pare giungere da paesi teatro di battaglie. È un gesto che non va bene, sinceramente. Siccome che ne avevo sentito che non siamo solo noi, hanno fatto anche all'Aldi, se non sbaglio, lì vicino al teatro comunale. C'è qualche sospetto a questo punto? L'abbiamo visto inquadrato, speriamo di beccarlo. L'abbiamo visto dalle telecamere. Adesso ha il cappuccio in testa e non si nota bene, però arriveremo. Una risata che allenta la tensione smorzando i toni, ma che risuona come promessa a voler arrivare in fondo a quanto accaduto. Il clima di questi giorni si è fatto pesante in città per gli esercenti. Ci sono balordi che colpiscono per danneggiare, come accaduto al bar in Piazzale Bologna. Chi colpisce per rubare, come le 4 spaccate in una sola notte. Invece dall'altra parte cosa hanno fatto? Sono entrati dentro, hanno rubato le casse e poi le hanno buttate via. E invece qua è un atto vandalico. Non è la stessa persona, perché se no, a parte che fa fatica a entrare qua dentro. Ma ha provato a entrare essendo No, è solo un atto vandalico e basta. Incredibile, no? L'atto vandalico proprio per il gusto di creare danni e devastazione. Andiamo al tentato omicidio di Chiarano. Alla base ci sarebbe un litigio in famiglia che non è ancora nota la causa. Parliamo dell'uomo, il suocero che ha sparato alla schiena al genero 29enne che poi si è dato alla fuga. L'aggressore è in fuga e si sa che avrebbe preso da San Donà l'altro giorno il treno per Mestre, ma è ancora uccel di bosco. Stiamo cercando anche con l'arma territoriale nostra e anche con le altre forze di polizia, sono state allertate appunto per la ricerca di questo soggetto. Procede per cerchi concentrici la caccia da Alex Lucchesi, il 52enne che lunedì mattina in centro a Chiarano ha colpito con un'arma da fuoco il genero Gregory Malacarne, di 29 anni, residente a Susegana, tuttora ricoverato in area chirurgica al Cafoncello. Subito dopo l'aggressione e la fuga, l'uomo di origini sinti avrebbe incontrato in un'area isolata il figlio 36enne Donovan Locato e la fidanzata di quest'ultimo, la pordenonese Deborah Polato, 52 anni, e proprio dal figlio Lucchesi si sarebbe fatto accompagnare fino in stazione a San Donà di Piave. Qui avrebbe preso un treno per Mestre. Quello che sembra dalle prime ricostruzioni che abbiamo fatto, però da lì poi potrebbe essere andato in varie zone, per cui stiamo cercando di capire qual è l'area dove potrebbe trovarsi e quindi concentrare eventualmente le ricerche in quell'area. Potrebbe essere nascosto da parenti o sodali Lucchesi, forte anche di una rete criminale coltivata negli anni, numerosi precedenti per furti e rapine. Può quindi il 52enne, residente a Chiarano in una casa Ater, essere definito un soggetto pericoloso? È un soggetto che ha sparato in questo momento, chiaramente sempre presunzione di innocenza, però un soggetto che ha sparato a un altro, pertanto ancorché non armato, perché comunque ripeto la pistola è stata recuperata, è un soggetto sul quale sicuramente dobbiamo fare attenzione. Pistola, una Glock già ritrovata lunedì sera in zona Cessalto nell'auto della fidanzata del figlio di Lucchesi, incensurata ma attualmente in arresto per porto abusivo d'arma. Su Glock e bossoli i rilievi del RIS di Parma. Quanto al motivo dell'agguato restano dei punti interrogativi. Il movente potrebbe essere, come riferiscono anche i familiari, uno screzio che c'è stato nei giorni precedenti, ma su questa natura dello screzio dobbiamo ancora fare degli approfondimenti perché non è ancora chiaro da cosa derivi questo litigio che poi ha provocato questa reazione. Allora, vediamo i titoli dei giornali. Il Corriere del Veneto, Veneto al top per la sanità, Zaia, idee e investimenti, così nasce il primato, la rivoluzione continua con l'intelligenza artificiale. Pagelle Sanità, Veneto al top in Italia per le cure tra ospedali, prevenzione e territorio. L'anziana che fa appello ai ladri, trattiamo sui gioielli rubati, arriva una telefonata ma sono truffatori. La tragedia del Natisone, la mamma di Patrizia, mia figlia piangeva disperata, i soccorritori la mettevano in attesa, non ho più dormito. E poi Punta San Vigilio e la raffica di ricorsi contro il resort di Giovanni Rana, il TAR boccia quello del Conte Guarienti, siamo nel Veronese, sul lago di Garda.
Philippe Donet delle Generali azzera le perdite e diventa socio unico del Panatta Racquet Club di Treviso. Panatta mantiene il suo ruolo di amministratore delegato. Ancora cronaca nera, andiamo in diretta a Giavera del Montello perché c'è stata un'altra razzia, questa volta in un negozio di ottica. In diretta Cristian Arboil con Simone Merlo per la parte tecnica. Buongiorno direttore, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo nella piazzetta di Giavera del Montello, nel cuore di Giavera del Montello, dove i ladri sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì e hanno letteralmente razziato il negozio di Ottico in piazzetta. Come vedete le vetrine sono desolatamente vuote e l'inventario è in corso, ma raggiungiamo il responsabile di negozio e il titolare, nonché il sindaco di Giavera del Montello, Andrea Maccari. Saluto e ringrazio tutti. Comincio da lei, Romano Vedova, titolare di questo negozio. Cos'è successo? Niente, abbiamo avuto questa visita inaspettata appunto da parte di questi delinquenti, e entrati da una porta laterale e hanno asportato comunque una buona parte degli occhiali che erano presenti all'interno del negozio. Sono entrati da questa porta, ecco, Simone ve la mostra, da quella porta, e poi appunto si sono arraffati di tutto. Sì, si sono precipitati principalmente su questo contenitore, dove era il più vicino sicuramente all'uscita, e poi random anche su quello che c'era sulle vetrine e su altri espositori all'interno del negozio. Parliamo di occhiali di fascia medio-alta, insomma, anche di marchi importanti. Sì, sono marchi più basici e marchi più importanti, come si può vedere anche dagli espositori che abbiamo, un po' di tutto, insomma. Ecco perché... C'è una prima stima? No, non ancora, è al vaglio appunto di una serie di conteggi che stiamo facendo, e quindi non abbiamo ancora l'entità. Di certo sono molti occhiali. Senta, nella notte è partito l'allarme, quindi voi siete stati allertati dall'allarme? Sì, certo, il negozio è coperto da impianto di sorveglianza e impianto di allarme, che è stato comunque preventivamente coperto da due pannelli insonorizzanti nella parte esterna, e ci siamo accorti noi anche poi in seconda battuta durante la giornata di ieri. Ecco perché non c'è stata una mobilitazione anche da parte dei condomini che sono qua residenti. Quindi avevano messo dei pannelli fonoassorbenti? Sì, proprio perché non si sentisse l'allarme. Esatto, ce ne siamo accorti proprio ieri casualmente durante il giorno, che poi abbiamo buttato l'occhio sulla parte esterna, ma non ce ne eravamo accorti neanche noi. Quindi sono entrati in azione ladri professionisti specializzati? Credo proprio di sì, Le modalità determinano proprio un'azione mirata e studiata prima, sicuramente. Dalle immagini pare che siano comunque due i soggetti che sono entrati in azione. Dalle immagini sembra siano due, comunque le immagini sono al vaglio attualmente delle forze dell'ordine, e loro definiranno meglio il come, il cosa sia successo, insomma. Senta Vedova, che cosa resta dopo una raid di questo tipo? Resta la solitudine, perché alla fine sono situazioni che di certo tolgono un po' di forza e di volontà, perché alla fine ti senti impotente, ecco. Cioè, più di garantire e di essere coperti appunto da tutti i sistemi di allarme e di sicurezza, vedi che comunque c'è l'impotenza di fronte a questi episodi qua. Non si può aggiungere altro, perché alla fine cosa vuoi? Ci si rabbocca le maniche e si riparte di nuovo. Gabriele, che è comunque l'anima e la forza e la faccia di questo negozio, sicuramente è avvilito quanto me, perché bisogna ripartire, e si riparte e si ripartirà. Gabriele Zecca, insomma, sono ore di super lavoro, perché sta appunto facendo questo inventario. Sì, dobbiamo quantificare le perdite, ripartire in qualche modo, dobbiamo rialzarci.
Sindaco Maccari, c'è un po' di amarezza nelle parole giustamente del signor Vedova. Che cosa si sente di dire da primo cittadino? Assolutamente comprensibili e con tutta la mia solidarietà, nel senso che è proprio questo, anche per quanto attenti si possa stare, c'è sempre chi poi lo fa di professione, perché da quello che ho sentito era mirata, erano dei ladri professionisti, e quindi si è sempre impotenti poi nel proteggere, in questo caso, la propria attività, i propri investimenti, e trovarsi disarmati di fronte a questi casi. È chiaro, c'è tutta la solidarietà e quello che possiamo fare come amministrazioni comunali. Tra l'altro, amministrazione comunale che ha 52 occhi elettronici sul territorio, voi state mettendo a disposizione dei carabinieri tutte le immagini della videosorveglianza, conferma? Assolutamente sì, noi siamo al 4º stralcio, quindi abbiamo completato tutto il monitoraggio del territorio con 45 postazioni già attive nei primi testaggi fatti dall'amministrazione precedente e continuati da questa, in cui abbiamo attivato gli ultime 7 telecamere, che fanno 52, più i 6 varchi che sono a disposizione sempre per le forze dell'ordine in caso appunto di questi accadimenti, insomma. Grazie Sindaco, grazie per questa panoramica. Poi c'è tutto il tema della certezza della pena, ma ne parleremo in seguito. Grazie Romano Vedova, titolare di questo negozio di ottica, grazie al responsabile Gabriele Zecca. Insomma, comunque è aperto, voi andate avanti, questo è il messaggio. Sì. Si parte e si va avanti in ogni caso. Grazie. Siamo già operativi. Già operativi? Assolutamente sì. Grazie davvero. Direttore, è tutto per il momento da Giavera del Montello. Con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Christian Arboita e ai suoi ospiti. Vediamo un titolo del Gazzettino, se riusciamo ad aprirlo. Eccolo qui: influenza, 3 morti in 2 mesi, erano 2 donne e un uomo under 40 e in buona salute. Fatale una miocardite. Il virologo Bassetti dice durerà tutto marzo, quest'anno è una brutta bestia. I virologi criticano coloro che hanno evitato di vaccinarsi contro l'influenza, che appunto è una brutta bestia. Se lo dice Bassetti è vero. Torniamo alla cronaca nera, atti vandalici lungo il Brenta, e ovviamente si cerca di far fronte a questo assalto dei vandali con un giro di vite. Vediamo. Atti vandalici lungo il Brenta all'altezza della centrale Enel di Cabarzizza, e visto che l'episodio è avvenuto in riva al fiume, diventa simbolicamente la goccia che fa traboccare il vaso della tolleranza in città sul fronte della sicurezza. Assessore, questa è la situazione che si è palesata lungo il fiume. Sì, questo conferma quello che già stiamo cominciando a considerare con molta attenzione con le varie forze dell'ordine, che quella è una zona, in particolare la zona che confina proprio con questa centralina, con l'ex convento dei frati, con il centro di ricovero di Casa San Francesco. Stiamo valutando con molta attenzione per fare delle attività di osservazione e di intervento costante, non dico quotidiana ma quasi. È chiaro che quello che lei mi sta mostrando conferma che rischia di diventare un po', come ci hanno già segnalato alcuni cittadini in zona, c'è il rischio che diventi un ghetto. Più controlli dunque, sia da parte delle forze dell'ordine che attraverso l'installazione di nuove telecamere, ricalcando quanto sta già accadendo in un altro punto nevralgico per la sicurezza a Bassano, il centro studi. Abbiamo a cuore il loro percorso soprattutto, ma soprattutto è anche giusto che sappiano che chi sbaglia paga. Quindi controlli a sorpresa, telecamere molto attente e contatto costante con chi dirige gli istituti. A breve il sindaco li inviterà in comune e cominceremo un dialogo che sia un dialogo foriero di proposte e anche di massima attenzione.
Andiamo a Vicenza, dove c'è degrado al parco Astichello, segnalazioni dei residenti su un via vai sospetto, giacigli di fortuna, materassi, coperte che vengono trovate dai cittadini che lamentano una situazione di insicurezza. Nasce così una proposta del comitato di via Bedeschi, appoggiata dal consigliere comunale Nicolò Naclerio. Per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina, che ci raccontano di cosa si tratta. Parco Astichello, continuano le segnalazioni dei residenti sul degrado in cui versa la zona, nonostante tanti siano stati gli interventi della polizia locale così come della polizia di Stato, e si fa luce un progetto. Siamo qui in compagnia con il consigliere Nicolò Naclerio. Di che cosa si tratta? Sì, buongiorno e grazie. Abbiamo presentato in queste settimane un progetto al Comune attraverso alcuni residenti di qua di via Bedeschi, dove oltre ai controlli che chiediamo costantemente da mesi, abbiamo presentato un progetto di riqualificazione di zona che prevederà alcuni chioschi di ristoro durante l'estate ma anche durante l'inverno, proprio da portare vita al parco, perché i controlli di repressione, come stiamo vedendo, non bastano. Probabilmente le forze messe in campo sono troppo basse, quindi cercheremo di portare gente e vitalità alla zona. Ecco, un progetto che arriva dai cittadini proprio perché ultimamente ci sono diverse segnalazioni anche di bivacchi di fortuna. Sì, i controlli sono fini a se stessi, appena arrivano le pattuglie comunque dopo qualche minuto i bivaccanti e i malintenzionati tornano nella zona, quindi noi siamo convinti che oltre alla forma repressiva va portata una riqualificazione generale, portando la gente per bene a vivere il parco. E proprio a questo proposito abbiamo sentito anche uno dei residenti che vi facciamo ascoltare insieme. Da residente che cosa si vede qua? Abbiamo visto delle foto con dei giacigli di fortuna, che tipo di degrado vedete? Beh, il degrado continua, anche se devo dire che abbiamo visto un intervento dopo l'incontro in questura dei residenti con il questore. Sono usciti varie volte la polizia e questo ha dato un segnale positivo. Purtroppo passa qualche giorno e gli sbandati, ma soprattutto in quest'ultimo periodo i drogati e gli spacciatori rientrano e tornano e già fanno un giaciglio, dormono e quindi si continua. Ecco perché è necessario rivitalizzare questo parco. A questo proposito voi state promuovendo un'iniziativa? Sì, come residenti abbiamo proposto un'iniziativa di un chiosco con la vendita di bevande, di un'anguriara, qualsiasi cosa, per far sì che nel periodo soprattutto estivo e primaverile ci sia una frequentazione del parco, una vitalizzazione, qualche altra iniziativa che lo faccia vivere, perché se il parco viene vissuto sicuramente alcuni personaggi magari si allontanano. Andiamo a Monte di Malo, dove il sindaco ha deciso di dare una ricompensa di tasca sua a chi riuscirà ad individuare il gettatore seriale di lattine dal ponte. Sentiamo. Ci sarà una ricompensa per chiunque permetterà di individuare il soggetto che da circa un mese e mezzo continua a lanciare lattine di birra vuote in corrispondenza del ponte sulla provinciale in località Gamba. È quanto ha annunciato sui social e si è ripromesso di fare di tasca sua il sindaco di Monte di Malo, che al cospetto di rifiuti abbandonati nel pendio della valle tutelata sotto il profilo dei beni ambientali, ha lanciato la proposta. Si tratta di una località periferica rispetto al centro del paese, un luogo naturalistico ai piedi del ponte che conduce ad un ruscello immerso nel bosco. Abbiamo deciso quindi di passare i fatti e di chiedere una collaborazione alla popolazione, dando anche una ricompensa economica a chi segnalerà la persona che continua a commettere questo scempio ai danni dell'ambiente. Andiamo a Bassano del Grappa, anzi a Romano Dezzerino per la precisione, perché il sindaco Nicola Finco è sotto attacco per aver deciso di uscire dall'Unione, quindi c'è un terremoto nel comprensorio. Andiamo in diretta da Monica Smiderle, a te, e a Renzo Rigon per la parte tecnica. A te, Monica.
Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, terremoto politico amministrativo nel comprensorio bassanese. Il sindaco di Bassano Nicola Finco ha annunciato di voler uscire con il servizio di polizia locale dall'Unione Montana del Bassanese. Dell'Unione Montana del Bassanese fa parte anche Romano De Zelino, c'è qui con noi il sindaco Simone Bontorin, ma all'interno dell'Unione ci sono anche i comuni di Valbrenta, Pove del Grappa, Solagna, e insomma questa decisione chiaramente crea una frattura, uno strappo nel comprensorio bassanese. Sindaco, allora come avete appreso la notizia e soprattutto come la commentate, quali sono le reazioni a caldo? Buongiorno a tutti, effettivamente c'è stata un po' di incredulità perché ne avevamo sentito parlare, ma quando è arrivata ieri la comunicazione attraverso i media tra l'altro di questa decisione ci siamo sentiti subito con gli altri sindaci perché comunque non ci credevamo, pensavamo fosse una cosa che andasse un po' più per le lunghe, ma soprattutto che venisse un po' più concertata con noi che siamo comunque soci dell'Unione Montana. Non è proprio, sindaco, un fulmine a ciel sereno, lei mi sta dicendo, ma è sicuramente un fulmine che crea una frattura e che mette in discussione la leadership del comune di Bassano in seno al comprensorio. Spero che questo effettivamente non mini la tutela e anche l'unità del nostro territorio, ma è evidente che è un'azione che dà dei segnali anche a noi. Ad esempio Bassano è affidabile nel fare il coordinatore di tante cose e l'ambito territoriale e sociale che stiamo andando a creare, che nasce con la necessità di una collaborazione totale, un'apertura totale. Si parlerà di servizi sociali condivisi. Come nasce? Nasce con dei rapporti di forza in cui c'è un comune grande che comanda sugli altri o tutti potranno dire la loro? Ecco, sebbene il voto vale per teste, capisco che questa cosa un po' ci mette in imbarazzo e probabilmente qualcuno sarà anche in soggezione nel dire Bassano esce dall'Unione Montana, mette in dubbio anche l'esistenza dell'Unione Montana stessa. Infatti la domanda è proprio questa, l'uscita del servizio di polizia locale di Bassano dall'Unione Montana svuota in qualche modo questo ente, quindi qual è il futuro secondo lei dell'Unione Montana a questo punto? Devo rispondere per rispetto istituzionale anche nei confronti dei comuni clienti dell'Unione Montana. L'Unione Montana eroga dei servizi amministrativi quale la centrale unica di committenza o servizi amministrativi ai comuni che si sono rivolti per i verbali della polizia locale ad esempio, ed è a questi che penso, a questi soggetti, a questi enti pubblici che saranno sicuramente tutelati qualsiasi sia l'esito di questa decisione di Bassano. Se poi devo dirla dal punto di vista più realistico, credo che ci saranno dei contraccolpi che ci faranno anche rivedere un po' le funzioni. Noi qualche settimana fa abbiamo fatto una delibera di giunta in cui incaricavamo il nostro ufficio di studiare come delegare la funzione di polizia locale all'Unione Montana. È evidente che questa decisione di Bassano subito ci fa tornare sui nostri passi, ma diciamo anche che quando è nata l'Unione Montana bassanese qualche anno fa è stato fatto proprio per aiutare Bassano nella gestione di alcuni rapporti proprio all'interno della polizia locale stessa di Bassano. Non è detto, sindaco, comunque che la decisione del sindaco e della giunta non crei qualche frattura anche all'interno della maggioranza in Consiglio Comunale a Bassano del Grappa. Direttore, c'è dunque tanta carne al fuoco, continueremo a trattare di questo tema. Ringrazio il sindaco Simone Bontorin e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Monica Smith e a Renzo Rigoni. Vediamo le parole con cui Nicola Finco ai nostri microfoni ha spiegato le ragioni di questa decisione. È meglio che una città come Bassano del Grappa, che ha quasi 43.000 abitanti, abbia un comando di polizia locale alle strette dipendenze dell'amministrazione comunale, in quanto l'Unione Montana non è il contenitore ideale per gestire una funzione così importante e delicata come quella della sicurezza. Tanto tuonò che piovve, dice il vecchio adagio. E a Bassano del Grappa è da un pezzo che il brontolio del temporale fa sentire la propria voce sulla permanenza del comando di polizia locale all'interno dell'Unione Montana. E puntuale, ecco l'acquazzone che si porta via i vigili urbani. Lo stesso sindaco ribadisce che la situazione attuale è di quelle che non consentono di diluire la presenza della polizia locale in un territorio troppo ampio.
Continuo a ricevere segnalazioni da parte dei presidenti di quartiere, dei cittadini, su situazioni particolari, non solamente nel centro storico della nostra città, ma anche nelle periferie. Fortunatamente c'è un collegamento stretto anche con le altre forze dell'ordine, però io ho bisogno di vigili sul territorio di Bassano del Grappa. Se ne è parlato nelle scorse ore nella riunione dei capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Se ne parlerà in commissione e poi si andrà al voto nell'Assemblea cittadina a metà marzo. E poi si vedrà, gli scenari sono tanti e complessi, anche se Finco non chiude le porte alla collaborazione con gli altri comuni sul tema della sicurezza. Io sono favorevole a trovare una soluzione, però con tutti i comuni del territorio, nel creare il corpo della polizia locale del Bassanese. Però è ovvio che deve essere un'entrata alla pari da parte di tutti i comuni, mettendo a disposizione risorse, mettendo a disposizione anche la capacità assunzionale da parte dei comuni, in modo da avere un corpo numeroso di polizia locale che possa gestire un'area vasta e importante come la nostra. Insomma, la tempesta è arrivata e chi se ne stava con il naso all'insù a guardare i nuvoloni che si addensavano sul Bassanese rischia di trovarsi bagnato fradicio nel giro di un amen. Anche perché sono previsti fulmini, saette e baruffe. Vogliamo scommettere? Servizio di Ferdinando Garavello, adesso restiamo a Bassano per la questione dei dazi. Ieri Trump ha confermato che applicherà dei dazi del 25% sulle esportazioni italiane, è una notizia davvero molto preoccupante per tante imprese. Peraltro ha aggiunto che l'Europa è nata per truffare gli Stati Uniti, per cui insomma ancora parole forti e possibili conseguenze geopolitiche. Adesso andiamo sui dazi a sentire cosa pensano i cittadini appunto al mercato di Bassano del Grappa. Sentiamo. Chissà se anche i mercati settimanali cittadini come quello di Bassano del Grappa, qui in Piazza Libertà, avranno conseguenze sull'imposizione dei dazi all'Unione Europea annunciati dal Presidente Trump nella prima riunione del suo governo. Abbiamo raccolto alcuni pareri tra i cittadini, tutti sulla stessa direzione di contrarietà. Ho sentito, ma siccome che è una persona che non mi va, quando che parla veramente... Ecco, cerco di evitare il contorno del discorso. Penso che è un disastro per l'America e anche per l'Europa. Come dovremmo rispondere? Non lo so, è una questione complessa, non mi intendo così tanto di economia. Comunque bisognerà trattare in qualche modo, penso. Non saprei che effetto faranno, non so cosa dirvi. L'Europa dovrebbe rispondere in qualche modo? No, non ha le armi per rispondere, perché penso che se anche mettono gli stessi dazi non cambia niente. Però può darsi che non facciano niente questi dazi di Trump, non lo so. Penso che sia un po' matto, anche secondo me si ritorcerà contro di lui, perché noi dovremmo in Europa dovremmo metterci d'accordo e boicottare anche i suoi prodotti e poi vedremo come va fuori. La cosa non fa piacere, quindi speriamo che ci ripensi. Signora, secondo lei? Sì, anche per me è la stessa cosa. Sarebbe un po' uccidere l'economia locale, l'economia europea e pertanto pensiamo ci ripensi. Cosa dovrebbe fare l'Europa? L'Europa dovrebbe incentivare il nostro commercio interno, anche e soprattutto quello italiano, perché tante volte acquistiamo dall'estero cose che potremmo veramente produrre qui in Italia. E poter non commentare? Che ci facciamo tutti una figura migliore? Veramente. Come sempre pagheremo, ormai siamo abituati. Io ho fatto il callo del pagare, no? Così i bassanesi sui dazi. Adesso vediamo una polemica in Consiglio regionale sull'aeroporto Tessera di Venezia. Il consigliere regionale Gio Formaggio va all'attacco della possibile vendita di Save ad un gruppo francese. Non vendiamo i nostri aeroporti a Parigi, ha detto il consigliere regionale. Più fredda la Lega che dice noi temiamo di più il centralismo romano. Il Veneto ai veneti e l'aeroporto di Venezia ai francesi?
A innescare la polemica è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio, secondo il quale l'ipotesi di cessione di Save, società che gestisce anche gli aeroporti di Treviso, Verona e Brescia, al fondo francese Ardian, rappresenterebbe un colpo durissimo per il Veneto e per l'Italia. Dopo la svendita delle banche venete, il trasferimento del controllo delle multi-utility a Bologna e la perdita dei nostri poli fieristici. Formaggio chiede con urgenza che il presidente Zaia convochi il presidente di Save e venga in aula a relazionare su cosa stia succedendo alla principale infrastruttura del turismo veneto, un tempo in mano pubblica. A stretto giro risponde il presidente dell'intergruppo Lega Liga Veneta Alberto Villanova con toni tutt'altro che concilianti. La struttura societaria del gruppo Save, dice Villanova, è già oggi composta da numerose realtà estere con risultati che parlano da soli. Anche la libertà di scegliere cosa fare a casa propria è una declinazione del Veneto ai veneti. Villanova riserva poi una stoccata al compagno di maggioranza, dicendosi più preoccupato dal centralismo romano e da chi lo sostiene per sacrificare gli interessi dei veneti e del Veneto. Se Villanova si augura che l'uscita di Formaggio sia a titolo personale e non del suo partito, cosa che effettivamente pare essere, il consigliere di Fratelli d'Italia non molla e si dice non solo al lavoro per ottenere risposte urgenti anche da Palazzo Chigi, incluso il Golden Power, per impedire il passaggio della gestione degli aeroporti veneti sotto controllo straniero. Servizio di Filippo Fois, parliamo di sanità perché c'è stato un monitoraggio nazionale sui LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza per il 2023, che ridefinisce la classifica delle migliori regioni per assistenza sanitaria. Il Veneto, con un punteggio medio di 96 punti su una scala di 100, scalza l'Emilia-Romagna in cima alla classifica grazie ad un forte miglioramento nell'area della prevenzione. Il centrodestra esulta, in particolare la Lega. Le pagelle del Ministero della Salute premiano la sanità veneta, dice il segretario del Carroccio Alberto Stefani, che continua: complimenti al Presidente Zaia al lavoro svolto da medici, infermieri e da tutti gli operatori sanitari. Il Veneto si conferma dunque modello nazionale. Per la Lega non è una novità, motivo per cui abbiamo chiesto l'autonomia proprio affinché le regioni avessero uno sprint in più. Torniamo inevitabilmente alla cronaca nera, via Piave situazione sempre difficile, si tenta di contrastare la malavita e a volte appunto le forze dell'ordine riescono ad acciuffare i responsabili di diversi reati. Vediamo. Hanno agito tra Natale e i primi giorni dell'anno nuovo con rapine e aggressioni in via Piave. Dopo un'indagine fatta di servizi d'osservazione e attività tecniche, i carabinieri del nord di Mestre hanno arrestato 4 tunisini e un portoghese, responsabili a vario titolo di rapina aggravata dall'uso delle armi e lesioni personali aggravate. 3 sono stati portati nel carcere di Santa Maria Maggiore, agli altri 2 è stato notificato il provvedimento perché uno è già in carcere a Bari, l'altro in Tunisia, dove era stato rimpatriato alcune settimane fa. Il primo episodio è avvenuto la mattina della vigilia di Natale. I criminali hanno accerchiato un cittadino gambiano nel sottopasso tra Mestre e Marghera, puntandogli un coltello e obbligandolo a consegnargli il monopattino. Poco dopo l'aggressione a un tunisino ferito con un coltello in varie parti del corpo. Il 30 dicembre 2 degli indagati invece hanno preso di mira un altro tunisino, aizzandogli contro un pitbull che gli ha morso il fianco. Poi è stato colpito a pugni e con una bottiglia di vetro alla testa per rubargli uno smartphone e un portafoglio con poco più di 200 euro. L'ultimo episodio la sera del 5 gennaio, quando uno degli indagati, sempre con un pitbull, aveva colpito alla testa con un coltello da cucina un nigeriano. Soddisfazione tra i residenti della zona, dove si è recata in sopralluogo anche la commissione parlamentare alcuni giorni fa. Le cose si vedono. Cioè loro secondo me stanno facendo un gran bel lavoro, onestamente. Zona rossa è utile, anzi direi che adesso è per il carnevale, però se venisse continuata sarebbe perfetta, perché ha dato due grossi cambiamenti. Allora non ci sono più le figure stanziali. Servizio di Ilaria Marchiori, c'è stato uno scontro tra PD e CGIL da una parte, commissione d'inchiesta parlamentare dall'altra, perché le commissioni d'inchiesta arrivano da Roma, dicono, come in questo caso, la situazione ci sembra sotto controllo, ma poi i fatti dimostrano che Mestre non è una città che si possa definire tranquilla. Vediamo, sentiamo che cosa è successo.
Un nulla di fatto dalla Commissione parlamentare sulle periferie. Purtroppo Brugnaro, invece che utilizzare questa occasione per parlare dei problemi della città, l'ha utilizzata come palcoscenico per difendersi dalla cosiddetta inchiesta Palude. La visita a Mestre della Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie è stata un'occasione persa, secondo la segretaria del Partito Democratico Monica Sambo, per la quale, oltretutto, all'impegno delle forze dell'ordine in questi anni si sarebbero dovute affiancare un'azione politica e amministrativa forte di recupero sociale e urbano. Erano arrivate tante risorse a Venezia che potevano essere riutilizzate per riqualificare il territorio. Tantissime risorse sono state spese per il Palazzetto dello Sport, tanto caro al sindaco. Dopo una parentesi istituzionale in prefettura a Venezia, i parlamentari che compongono la commissione erano stati accompagnati in via Piave a Mestre. In questo momento via Piave è molto attenzionata e non c'è più tutto quel brutto che c'era tempo fa. Grazie a Carabinieri e la polizia stanno pulendo tutto, perché la gente non può camminare qua a mezza strada, hanno paura. Secondo la CGIL di Venezia, le periferie non sono solo le zone più distanti dal centro, ma tutte quelle in cui è impossibile trovare casa, lavoro e accesso ai servizi pubblici, e in città dilaga il disagio sociale, la povertà, la precarietà e la crisi abitativa. Certamente c'è anche un grosso problema di droga, ma alla visita della Commissione parlamentare Periferie a Venezia, secondo il segretario generale Daniele Giordano, è apparsa più una passeggiata preelettorale che un momento di ascolto e di confronto con il territorio. Venezia è una città, e lo dicono i dati, sicura, alcuni elementi vanno attenzionati, però ritorniamo avendo presente che questa è una città che ha problematiche sicuramente meno rilevanti rispetto ad altre città metropolitane. Il cauto ottimismo del presidente di commissione, il parlamentare di Forza Italia Alessandro Battilocchio, stride però con chi continua a ricordare come Mestre sia diventata una capitale italiana di spaccio e morti per overdose. Più in generale, l'intera provincia di Venezia è scesa al 96esimo posto in classifica su 107 per una mancanza di sicurezza che comprende sia reati contro la persona che contro il patrimonio. Abbiamo visto una città in questi 10 lunghi anni, una città che è peggiorata dal punto di vista della sicurezza, a fronte in realtà di promesse elettorali che promettevano una città più sicura e senza degrado. Chiediamo invece nuove azioni, sia sul versante ovviamente del presidio, ma anche sul versante sociale e quello della riqualificazione urbana. Segretaria del PD veneziano Monica Sambo. Vediamo adesso a Treviso, operazione per la sicurezza anche nella Marca, compresa la città, dove la polizia ha fatto una maxi operazione contro la criminalità giovanile. L'area della stazione dei treni e delle corriere, via Roma, piazza Borsa e poi le vie Fiumicelli, Toniolo, Zorzetto, i giardini di Sant'Andrea e piazza Duomo. Ha interessato anche Treviso l'operazione di contrasto alla criminalità giovanile conclusa dalla Polizia di Stato in tutta Italia. Nel capoluogo della Marca, battute dunque a tappeto dagli agenti le zone calde del centro storico, dove si sono verificati negli ultimi tempi i più gravi episodi di cronaca da parte di baby gang, bulli e sbandati. Ai giardinetti di Sant'Andrea un giovane trovato in possesso di alcune dosi di hashish è stato sanzionato. Un altro ragazzo, in evidente stato di ubriachezza davanti al supermercato di via Zorzetto, è stato sanzionato ed allontanato. C'è stato un servizio di Marta Marangoni, c'è stato un incontro con il sindaco Mario Conte e lo psicologo Jacopo Lodde per trovare soluzioni e prevenire la piaga proprio delle bande giovanili. Ci si è chiesti se esiste un caso Treviso. Beh, esiste qualche problema a Treviso di sicurezza, lo dimostrano l'aumento delle disposizioni prese nel corso del 24 che aumentano il 50% rispetto al 23, i DASPO, i fogli di via, quindi c'è un problema di sicurezza che è anche percepito. Per l'ex consigliere Sbarra il problema esiste e non si può negare, per questo da tempo ha lanciato l'idea degli stati generali della sicurezza e del benessere, baby gang, disagio sociale, droga. Treviso troppe volte al centro della cronaca, una serata nel cuore della città per discuterne con il sindaco Mario Conte, accanto a loro lo psicologo Jacopo Lodde. Obiettivo: trovare possibili soluzioni per affrontare e prevenire la piaga. Esiste un caso Treviso? Treviso non è esente da questo rischio, è altrettanto vero che poi la differenza con le altre città lo fa da come tu reagisci a questo fenomeno, pensando che non è un problema ma è un disagio, che i giovani
stanno manifestando, talvolta nel peggiore dei modi con dei veri e propri reati. È altrettanto vero che qui le istituzioni stanno reagendo. Proviamo a capire se si può creare un percorso virtuoso che ci possa allontanare dalla discussione sul problema e farci andare verso la soluzione del problema. Hanno bisogno di riempirsi la testa di qualcosa che possa dargli piacere e non possa fargli vivere solo situazioni di forte rabbia legato al mondo che vorrebbero avere e all'esame di realtà che poi fanno tutti i giorni. Allora, una notizia appena arrivata alle 11:30 nei pressi del cimitero di Ceggia, quindi siamo nel veneziano. I militari del nucleo investigativo e i carabinieri con la compagnia di San Donà hanno rintracciato e arrestato Alex Lucchesi, che è ricercato per il tentato omicidio del genero Gregori Malacarne a Chiarano. Quindi parliamo del suocero che ha sparato il genero dopo una lite familiare. Attualmente il responsabile di questa sparatoria si trova presso gli uffici di via Cornarotta a Treviso, dove gli è stato notificato il provvedimento di fermo da parte del sostituto procuratore Caparola. Sarà tradotto Lucchesi nel carcere di Venezia in attesa dell'interrogatorio di garanzia, e poi ci saranno nelle prossime ore anche i particolari di questo arresto di Alex Lucchesi, che aveva colpito alla schiena con un proiettile il genero. A quasi 6 mesi dalla morte di Chiara Iaconis si attende la verità che potrebbe arrivare con la fine delle indagini. Il 17 marzo saranno 6 mesi dalla morte di Chiara Iaconis, la trentenne padovana uccisa a Napoli a settembre da una statuetta caduta da un palazzo dei Quartieri Spagnoli, una data che dovrebbe coincidere con la chiusura delle indagini che potrebbero svelare una volta per tutte la verità su questa tragedia che ha scosso profondamente l'opinione pubblica. La procura di Napoli indaga per omicidio colposo e 2 sono i nomi iscritti sul registro degli indagati, una coppia accusata anche di omesso controllo di minore, visto che il sospetto degli inquirenti è che la statuetta sia stata gettata per sbaglio durante un gioco di bambini. Il 17 dovrebbero chiudersi i primi 6 mesi dell'indagine. So, perché i legali mi dicono che potrebbero avere un supplemento di tempo per svolgerle, quindi speriamo tanto di no, perché 6 mesi sembrano già tanti. E niente, attendiamo, da un giorno all'altro potrebbe essere il giorno giusto. I pezzi del pesante manufatto di onice sono stati recuperati per ricostruire in modo digitale la statua. Dovrebbe trattarsi di un busto della regina egizia Nefertiti, ma nessuno dei condomini del palazzo di Vico Santa Teresella, da cui è precipitato, ne ha ammesso la proprietà, un aspetto che accentua il dolore della famiglia di Chiara. Tutti si sono stretti a noi, tutti, la città di Padova, la città di Napoli, tutti i conoscenti, familiari. È stato proprio un abbraccio corale da parte di tutti. Gli unici che dovrebbero fare un passo avanti ancora non l'hanno fatto, ma mi auguro che presto siano messi alle strette dalla magistratura con le prove che sono convinto abbiano raccolto e che ci porteranno, spero a brevissimo. Io confido che tutto si chiuda nella prima metà di marzo. Confido che i responsabili, almeno dal punto di vista della magistratura, vengano fuori. Incredibile, no? Una splendida ragazza che è stata uccisa da una statuetta a Napoli, lanciata da un balcone. Grande solidarietà a Napoli, abbracci ai familiari, dopodiché non ce n'è uno che dica sì, è successo così, l'ha lanciato un ragazzo, è caduta da un balcone, no? Omertà completa. Inchiesta a Casa Zero archiviata e siamo di nuovo a Treviso, nessun risarcimento ai privati, non si arrende il legale degli ex clienti danneggiati, dice che valuta di costituirsi come parte civile nel procedimento per truffa ai danni dello Stato. Io ho un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di 83.000 euro a monte di lavori zero, non ho nulla, un chiodo piantato zero.
Così aveva raccontato una delle persone finite nella trappola di Casa Zero. La speranza che il procedimento potesse andare avanti si è infranta con la decisione del GIP di Treviso, che ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero Massimo De Bortoli. Secondo il giudice non ci sarebbe stato un danno diretto nei confronti delle persone fisiche. C'è rammarico, ci dice l'avvocato Negrini, che assiste una parte degli ex clienti di Casa Zero. Ho comunicato, come ovvio, il provvedimento ai miei assistiti, con i quali faremo adesso alcune valutazioni rispetto alla eventualità di costituirci parte civile nel procedimento che inizierà ad aprile per truffa ai danni dello Stato. Rispetto all'archiviazione, il legale ci dice: ovviamente non la condividiamo, ma nel provvedimento del giudice ci sono due passaggi importanti. Il GIP ha fissato due punti importanti a nostro avviso. Il primo è che il raggiro in danno delle persone offese sia pacifico. Il secondo è che questo raggiro è stato preordinato dall'inizio. Rimane forte la paura per gli ex clienti di Casa Zero che l'Agenzia delle Entrate possa chiedere indietro il corrispettivo dei crediti fiscali ceduti al Consorzio di Nervesa per la realizzazione di lavori di ristrutturazione che avrebbero dovuto essere eseguiti attraverso il bonus 110%, interventi che però non sono mai stati portati a compimento o addirittura non sono mai iniziati. Soddisfatto invece il difensore degli indagati. L'ordinanza del GIP di Treviso ha abbracciato le argomentazioni tecniche offerte sia dal pubblico ministero sia dalla difesa a sostegno dell'invocata archiviazione. Noi peraltro abbiamo sempre palesato l'inconsistenza evidente di truffe ai danni dei privati cittadini, se non altro per la carenza di un danno evento di carattere patrimoniale e rilevante in sede penale. Resta in piedi invece il provvedimento riguardante la truffa verso lo Stato e gli intermediari, arrivato all'udienza preliminare in programma il prossimo 22 aprile. Servizio di Daniela Sizia. Da inizio anno 3 casi in Veneto di miocardite acuta fulminante conseguente ad influenza. In azienda ospedaliera a Padova c'è l'avanguardia della cardiologia interventistica che nel 2024 ha eseguito 4.000 interventi mini-invasivi alle valvole cardiache. In questi casi ovviamente può intervenire e salvare coloro che sono stati colpiti da questa patologia. Esistono delle malattie che si chiamano miocarditi. Una parte di queste malattie può avere un'origine virale. Virale vuol dire un virus come quello dell'influenza, per esempio. Dall'inizio dell'anno sono stati 3 i casi di miocardite acuta conseguente all'influenza che ha provocato la morte di 3 pazienti adulti e senza patologie pregresse. 3 pazienti curati in azienda ospedaliera a Padova, la cui cardiochirurgia interventistica è centro di riferimento regionale. Un caso trasferito da Schiavonia, uno da Treviso e uno direttamente gestito da Padova. Erano pazienti giovani, perché forse la miocardite acuta così è proprio una cosa giovanile, perché devi avere una risposta infiammatoria, una risposta che è più del giovane che dell'anziano. La miocardite acuta fulminante è una forma che esiste, è sempre esistita, dove le nostre possibilità di cura, si chiama fulminante appunto, sono veramente poche, anche agendo precocemente. Giustamente ci sono stati riferiti dagli ospedali fuori, essendo noi centro che ha delle possibilità in più. Un'altra patologia sempre più frequente su cui si basa il futuro della cardiochirurgia interventistica è lo scompenso cardiaco. In 15 anni di attività il reparto guidato dal professor Corrado ha incrementato le prestazioni TAVI, ovvero gli interventi alle valvole cardiache del 500%, con una mortalità ridotta dell'1,4%, grazie soprattutto a dispositivi e approcci vascolari personalizzati per il paziente. Nel 2024 sono state eseguite in azienda ospedaliera 4.103 prestazioni. Abbiamo dei pazienti sempre più anziani e questa patologia tipicamente dell'anziano ovviamente è crescente proporzionalmente a quella che è l'età dei pazienti, e quindi dovevamo scontrarci contro una popolazione sempre crescente di pazienti che presentava questa patologia e che oltre una certa età non era più proponibile per una chirurgia tradizionale. L'emodinamica e cardiologia interventistica è stata inoltre dotata di un angiografo di ultima generazione acquistato con i fondi PNRR e di un moderno angiografo emodinamica ed elettrofisiologia comperato con un finanziamento regionale. Le sale sono 3, rinnovate 2, una in corso di cambiamento, ma la cosa interessante è che sono polivalenti, cioè nella stessa sala se c'è un'urgenza elettrofisiologia si può fare elettrofisiologia, se il caso dopo è sostituire una valvola si può fare.
Nulla si può fare purtroppo contro le morti bianche, le morti improvvise dei bambini che vengono ritrovati nelle loro culle prive di vita. È successo, l'ultimo caso è quello di Cairano San Marco. Un bambino molto vivace, tanto allegro, tanto vivace, tanto col fratellino insieme che giocavano sempre, ogni sera era un spettacolo, in casa nostra ogni sera era uno spettacolo, sempre cose diverse, sempre giochi diversi, era una gioia guardarli. Era un bimbo sano e felice, Justin Valentin Grigoras, 18 mesi appena, così lo descrive mamma Daniela sull'uscio della propria abitazione a pochi passi dal centro di Cairano San Marco. Sono passate 48 ore dal dramma e in questa casa nessuno si dà pace, né il papà Gheorghe né i fratellini di 7 e 14 anni. Da lunedì mattina la loro vita è cambiata per sempre, una giornata come tante diventata ben presto un incubo. È successo che alle 6:30 si è svegliato, chiedeva del papà, gli ho detto il papà non è là perché è andato al lavoro e il fratellino che dorme là. Poi abbiamo svegliato il fratellino, hanno giocato perché di solito giocavano al mattino. Siamo usciti, ho portato il figlio più grande a scuola, siamo tornati, l'ho rimesso a dormire perché era questo l'orario, se si svegliava presto quando tornavamo da scuola voleva dormire, mangiare il latte e dormire. E, insomma, si è addormentata pancia in su, pancia in giù col sederino in su. Il bimbo quindi riposa mentre la madre inizia a fare le faccende di casa senza mai perderlo di vista. Sono andata di nuovo a vedere, quando l'ho girato era tutto bianco e insomma... E non respirava. Secondo me no, non respirava perché era tutto bianco. Scatta l'allarme sul posto in via De Gasperi, in pochissimi minuti arrivano gli operatori del SUEM 118, sono attimi disperati. Probabilmente già non c'era niente da fare, però ringrazio perché non hanno voluto dirmi subito che non c'è niente da fare, ma hanno provato tanto a risuscitarlo. Morte bianca la prima risposta, ma i genitori chiedono venga svolta almeno un'autopsia. Non ha avuto mai problemi, sì, influenza, un po' di temperatura, qualche tosse, cioè un po' di tosse, ma niente che ci preoccupi. Restano i dubbi di una madre e un appello a tutti i genitori. Che controllino sempre, anche a 2 anni, anche a 3 anni, che li controllino sempre. E quando posso, insomma, stare lì con loro in braccio, tenerli sempre in braccio, che non succeda agli altri. Grazie, io non so se potevo fare di più. È una straziante intervista di Christian Arboit. Adesso andiamo a Venezia in diretta da Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio per la parte tecnica, perché oggi c'è lo sciopero dei magistrati contro la riforma della giustizia, in particolare contro la separazione delle carriere in diretta. Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, abbiamo pochissimo tempo, siamo qui con Ermindo Mammucci, il segretario dell'Associazione dei Magistrati del Veneto. Perché questo no alla riforma? Allora, innanzitutto oggi la magistratura tutta ha scioperato, c'è stata una grossissima adesione da parte della nostra categoria. Vorrei dire subito che questo sciopero non è uno sciopero di categoria, non è uno sciopero per difendere la nostra categoria, ma è uno sciopero a tutela dei cittadini, perché questa riforma sarà tremendamente dannosa nei confronti dei cittadini. In primo luogo non aiuta la giustizia, i problemi della giustizia sono altri, non sono questa riforma. Si vuole separare il pubblico ministero dal giudice. Ebbene cittadini, nel momento in cui il pubblico ministero sarà separato dal giudice, diventerà un soggetto isolato, debole, fragile, che verrà assoggettato all'esecutivo. Che cosa significa assoggettare il pubblico ministero all'esecutivo? Significa, in poche parole, che il pubblico ministero direttamente o indirettamente sarà influenzato dall'esecutivo. Se l'esecutivo X, che nascerà tra 10 anni, che noi oggi non conosciamo, non avrà quella sensibilità per perseguire determinati reati, ebbene, ponetevi nella condizione di essere le vittime di quei reati. Non avrete alcuna tutela o una tutela inferiore. Invece l'assetto attuale, quello che prevede un'unica magistratura,
garantisce in un gioco di equilibri una tutela nei confronti dei cittadini. Questo è importante che venga detto. La medaglia deve rimanere unica, con due facce, da una parte il giudice, dall'altra il pubblico ministero. Ecco, lei poco fa nel suo intervento ha detto che secondo lei i cittadini hanno una visione distorta della magistratura. Perché? Hanno una visione distorta perché quando io leggo i commenti sulle pagine Facebook mi rendo conto che loro credono che noi siamo davvero una casta, che lavoriamo poco, che guadagniamo tanto, tutte cose che non corrispondono alla realtà. È necessario che da parte nostra ci sia una divulgazione del messaggio, di far comprendere chi siamo davvero. Io sono convinto che se i cittadini sapessero davvero chi siamo, noi oggi non ci troveremmo con questa riforma, non staremmo discutendo questa riforma. Quindi anche a noi il compito di riuscire a comunicarlo. La ringrazio tantissimo per questa sua disponibilità. Lasciamo andare Ermindo Mammucci perché si deve concludere. Qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Ilaria Marchiori e Sandro Oponchio. Vediamo il titolo del Gazzettino sulla notizia che abbiamo dato poco fa: sparatoria in gelateria, Alex Lucchesi trovato e arrestato a Ceggia, dovrà rispondere del tentato omicidio del genero che è stato colpito da un proiettile a schiena. Andiamo in pubblicità e poi state con noi perché ci sarà l'assessore al bilancio del comune di Treviso e vice segretario provinciale della Lega tra pochissimo. State con noi. In diretta con i nostri registi Italo Morao e Andrea Basso. Saluto e ringrazio molto l'assessore al bilancio del comune di Treviso e vice segretario della Lega in provincia di Treviso, Riccardo Barbisani. Grazie. Buongiorno assessore. a tutti, grazie direttore, buongiorno. Allora, Treviso si potrebbe dire risponde con la bellezza, con la cultura a queste accuse di essere una città insicura. Treviso, come tante altre città, è teatro di specificamente di bande giovanili che percorrono le città del Veneto, però ecco, il fatto di questi giorni importante è quello di una mostra di Marco Goldin che è tornato a Treviso. Si aspettano 200.000 visitatori, una mostra che è intitolata Da Picasso a Van Gogh. È una mostra straordinaria, direttore, sulla quale il nostro sindaco, che va ringraziato molto, Mario Conte, ha lavorato per mesi e mesi nel silenzio, delle volte anche da solo, perché non voleva che fosse diciamo travolto l'effetto sorpresa, che comunque siamo in qualche modo riusciti a tenere e a rendere tale. E è una mostra che prevede l'arrivo a Treviso di quadri stupendi oltreoceano dal Toledo Museum in Ohio, che recentemente ho letto è stato insignito anche del premio di miglior museo degli Stati Uniti. Proprio, guardi, ieri o oggi lo leggevo scrutando un po' la loro pagina Facebook. Quindi siamo contenti di questo, del ritorno di Marco Goldin. Marco Goldin ieri ha avuto un'ovazione al teatro comunale. Io avevo un appuntamento concomitante purtroppo con la conferenza stampa, quindi sono arrivato un attimo dopo, mi hanno detto guardi ci sono solo posti in piedi. E sono stato contento così, sinceramente sono stato contento così di vedere il teatro strapieno di trevigiani. Mi hanno detto c'è qualche posto in loggione, quindi vuol dire che c'erano più di 600 persone per una conferenza stampa spettacolo che ha lanciato questa mostra che inizierà in questo autunno. E c'era il presidente Zaia e ci sono quadri per un valore di oltre 1 miliardo di euro. Quadri il cui trasporto e assicurazione costa qualche milione di euro, e quindi Treviso avrà uno scrigno al suo interno di non poco conto. Con questo noi ovviamente rispondiamo alla grande tradizione di mostre d'eccellenza che ha avuto Treviso sia nella prima fase con Fondazione Cassamarca, poi al Museo di Santa Caterina, e rispondiamo
rispondiamo insomma anche alla sete di cultura dei trevigiani, perché è vero che vedranno tanti quadri dell'impressionismo, dove Treviso insomma sta facendo una tradizione sul tema dell'impressionismo, ma vedranno anche altre cose più recenti degli anni del Novecento, dell'astrattismo, e quindi diciamo anche un arricchimento culturale di quella che comunque è già una grande tradizione. Allora, Assessore, vediamo questa presentazione in pompa magna. Appunto c'era il Presidente Zaia, il Sindaco Conte, lo stesso Marco Goldin, l'assessore alla cultura Teresa De Gregorio, ovviamente anche l'assessore al bilancio, che però è arrivato a cerimonia iniziale. Avevo un appuntamento con una scuola, e è cultura anche quella. Assolutamente, assolutamente. Allora, vediamo il servizio. Più che partire, come sarebbe sembrato logico ovviamente dal punto di vista storico-artistico, dalla metà dell'Ottocento, ho scelto di partire invece proprio dagli ultimi decenni del Novecento, e in un percorso, in un vero e proprio viaggio, che credo si sia capito questa mattina qui al teatro, in un vero e proprio viaggio a ritroso. La grande pittura astratta americana del secondo Novecento, come in Ad Reinhardt, si dà anche per filamenti del colore. 61 opere, 100 anni di storia dell'arte raccontata con un percorso a ritroso per rintracciare nell'arte moderna le impronte di quella figurativa che l'ha preceduta. Goldin torna a raccontare una storia, crea momenti, fa dialogare opere e autori, direttore d'orchestra con i suoi strumenti. Fare un percorso diverso per rendere immediatamente percepibile al visitatore, quando entrerà a Santa Caterina, il dato della contemporaneità, della storia e della pittura. €1 miliardo il valore delle opere esposte, capolavori custoditi al Toledo Museum of Art in Ohio, e ancora di più nell'anima del curatore che, studente a Venezia Ca' Foscari, scoprì i racconti dell'Ohio di Sherwood Anderson e ne rimase affascinato. E c'è da scommettere che anche questa mostra, la firma di Goldin, è sulle 10 esposizioni più visitate d'Italia. Farà centro. Prova ne è un teatro Mario del Monaco da tutto esaurito per la presentazione da Picasso a Van Gogh, con una lezione magistralis su una prima ventina di opere, cui potrebbe seguirne un'altra per il grande pubblico. Aver convocato una conferenza stampa 24 ore fa e avere riempito di 700 persone il teatro, per me è una cosa che non mi sarei mai aspettato, poi la pioggia e tutto, quindi veramente incredibile. Goldin sceglie la sua Treviso, unica città d'Europa ad ospitare i quadri del Toledo, che riorganizza la sua collezione e ne autorizza il prestito. Dopo Treviso solo l'Australia e la Nuova Zelanda, e così sembrano sopite anche le vecchie tensioni che dai musei della sua città lo avevano allontanato. Devo dire che non mi ricordo più niente, sono solo preso dalla bellezza dei quadri e basta. 15 novembre, Museo di Santa Caterina, ancora da stabilire il valore del biglietto d'ingresso. Questa è stata la cerimonia, la presentazione, il servizio di Anna De Roberto. Assessore, allora oggi sui giornali si parlava di 100.000 euro che metterà il Comune, no? Sì, allora intanto il Comune mette la sede più bella che ha, quella di Santa Caterina, sulla quale verranno fatti anche dei lavori, perché erano necessari da anni per adeguare il museo al fatto di ospitare opere di primaria grandezza e importanza. Quindi noi facciamo tutto questo, dopodiché nella variazione che va in Consiglio Comunale proprio oggi, che abbiamo trattato in Commissione ieri, noi metteremo 100.000 euro che servivano a costruire l'intero budget per poi promuovere e porre in essere la mostra, che speriamo e abbiamo molte, come si può dire, convinzioni del fatto che possano essere ristorati da delle promesse che abbiamo avuto da parte di enti sia istituzionali che privati, del fatto che vogliano contribuire al successo della mostra con delle donazioni. Anche non dovesse succedere, io sono contento come assessore al bilancio di portare 100.000 euro per questa grande mostra, che già nella sua conferenza stampa ha fatto girare il nome di Treviso in tutta Italia e in tutto il mondo, e ha creato un beneficio alla città. Però contiamo del fatto, siccome molti sono realtà proprio istituzionali che avevano solo delle questioni di tempistica per donare quello che hanno promesso alla nostra città, di poter ritornare dei 100.000 euro e poterli utilizzare magari in cultura, sempre in eventi collaterali rispetto a questa mostra. Devo anche
ringraziare tutti i partner privati e istituzionali, la Regione Veneto, Consorzio del Prosecco DOC, Camera di Commercio, ma tanti veramente imprenditori privati che hanno donato al comune chi 10, chi 20, chi 100, insomma secondo le proprie disponibilità, per mettere insieme un budget che potesse darci la possibilità di ospitare questa mostra grandiosa. Allora sentiamo anche le voci che Anna De Roberto ha raccolto subito dopo la presentazione, vediamo. Ricordo che la prima telefonata che ho fatto dopo che Marco mi ha presentato il progetto è stata al presidente Zaia. Un asse strategico, quello creato attorno all'uomo d'arte Marco Goldin, corteggiato da tempo dal sindaco di Treviso Mario Conte ed apprezzato da sempre dal presidente del Veneto Luca Zaia. L'emozione è palpabile, diversi gli assessori in platea, sul palco c'è Maria Teresa De Gregorio. Un grande ritorno di Marco Goldin, con il quale in realtà abbiamo sempre continuato a dialogare e costruire fino a quando poi siamo riusciti a concretizzare questa straordinaria opportunità non soltanto per la città di Treviso ma per tutto il territorio. Sarà una mostra che sarà a cavallo delle Olimpiadi, quindi ci candidiamo ad essere il polo culturale delle Olimpiadi Milano-Cortina. Ha fatto bene l'amministrazione comunale a chiudere l'accordo con Goldin, visto considerato che avendo già esposto più di 1035 artisti, avendo già avuto più di 11 milioni di visitatori, si può solo immaginare quanti prestiti abbia avuto. In platea tutti gli sponsor, tra questi anche imprenditori privati che nella nuova scommessa targata Goldin hanno creduto. Tra questi c'è Ascom Confcommercio, intervenuta con un importante contributo dal Fondo Eventi 2025. Treviso si presenta con un straordinario evento, per cui siamo pronti. Questo vuol dire tanto per la città, vuol dire tanto per il territorio, vuol dire tanto anche per il commercio. Ecco perché ci crediamo. Luigi Caldato, presidente della Commissione Cultura, tra gli artefici dell'accordo, anche lui nei ringraziamenti. Circa 600 le persone presenti alla conferenza stampa a teatro. Diversi i componenti del Consiglio Comunale di maggioranza e minoranza, tra il pubblico anche il procuratore capo di Treviso Marco Martani. Ecco, Assessore, oltre a una risposta sul versante della sicurezza, c'è una città visitatissima dai turisti, sempre più attrattiva, pulita, tranquilla, devo dire, lo dicono coloro che ci abitano. C'è poi anche il discorso, lei come Assessore al bilancio, il discorso dei comuni e delle casse che vedono anche purtroppo molti tagli, no? Sì, allora ci apprestiamo, credo un po' noi proprio oggi in Consiglio Comunale, credo o poco prima di noi o tra qualche giorno anche tutti gli altri colleghi assessori, a portare delle variazioni di bilancio che riportano quelle che sono state le indicazioni del governo nella finanziaria del dicembre dell'anno scorso. Allora, si parla di tagli, in realtà si tratterebbe, spiego un po' tecnicamente, ma mi capiranno sicuramente tutti, di spostare dei soldi che oggi, delle poste che oggi finanziano spesa corrente, di congelarli, permettetemi l'utilizzo di questo termine, in un fondo che poi si libera l'anno prossimo per la spesa di investimento. Sappiamo che nella spesa corrente di solito si annidano gli sprechi, mi corre l'obbligo di ricordare che specialmente ad alcune latitudini di questo paese purtroppo non si può dire che non sia così. Nella spesa invece per investimento, cioè che è quella che fa ponti, strade, scuole, invece c'è la spesa che maggiormente mobilita e muove l'economia. Ecco, allora io credo che il governo abbia fatto anche questo tipo di ragionamento. Certamente non vorrei essere nei panni del ministro Giorgetti, che deve fare una finanziaria con la produzione industriale in calo, con la Germania in recessione, quindi con l'economia più trainante d'Europa, alla cui noi siamo storicamente agganciati, che ha il segno meno, e allora fare lo scaricabarile e chiedere i soldi a chi non ne ha, alla fine si resta tutti con il cerino in mano. Noi faremo la nostra parte, la stiamo facendo essendoci già presi avanti per tempo con il bilancio di previsione nostro in Consiglio Comunale a Treviso. È certo che togliere risorse dalla spesa corrente non è semplice in un momento in cui sociale, per esempio,
l'ambiente, il sociale, sono cresciute delle sensibilità tra i cittadini e anche nelle forze politiche che richiedono una maggiore spesa in quel senso. E quindi siamo chiamati a veramente fare i miracoli. Noi come Comune di Treviso proprio oggi ci adegueremo nel bilancio triennale 25, 26 e 27 a queste nuove richieste del governo, sperando che siano le ultime e sperando anche che negli anni successivi, quando c'è la contrattazione tra enti locali e governo centrale nella formazione della finanziaria, si possano vedere in riduzione questi sacrifici che ci sono stati chiesti. Assessore, grazie molte per essere stato con noi, grazie, buon lavoro. Adesso andiamo in pubblicità, ringraziamo Riccardo Barbisano, andiamo in pubblicità, state con noi, poi ci collegheremo con Lucio Zanato per la questione Prosecco e dazi. A tra poco. Allora tra poco andremo da Lucio Zanato per capire qual è la situazione del Prosecco rispetto ai dazi annunciati dal presidente Trump, ma andiamo nel frattempo a Bassano, dove c'è una nuova sfida che rimbalza negli smartphone dei giovanissimi bassanesi. Sentiamo. Immaginate di tornare indietro a quando eravate studenti, una mattina qualsiasi. Immaginate di prepararvi, far colazione, prendere la cartella o i libri sotto braccio ed infilarvi apposta in una scuola che non è la vostra, in una classe di sconosciuti, così per gioco. Ecco, è questo il gioco che sembra andare di moda di recente anche a Bassano del Grappa, dove l'ultima challenge sta spingendo più di qualche studente a intrufolarsi nelle altre scuole superiori e a sedersi in una classe qualsiasi per rispondere agli appelli lanciati sui social. Le challenge infatti non sono altro che sfide lanciate sui social frequentati dai più giovani e che a volte li spingono a fare cose semplicemente stupide, mentre in altri casi la chiamata è a compiere gesti molto pericolosi, come camminare sulle sponde di un ponte o prendere a pugni il primo passante che si incontra. Secondo una ricerca, almeno il 6% degli studenti fra 11 e 17 anni ha partecipato a una sfida pericolosa e il 10% dei profili dei giovani sono a rischio. La sfida della classe sbagliata pare essere quindi sbarcata anche nelle scuole bassanesi sotto il naso di presidi e docenti. Allora, il presidente Trump, come vedete da questo titolo, uno dei tanti usciti oggi, ha annunciato dazi del 25% all'Unione Europea e ha aggiunto: è nata per truffare gli Stati Uniti, ma ora sono io il presidente, un attacco senza precedenti al vecchio continente. E quindi preoccupazione per questi dazi anche nel settore vitivinicolo. Andiamo da Lucio Zanato in diretta. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, diciamo che questo 25% di Donald Trump riferito all'Europa inevitabilmente rimbalzerà anche nel mondo del Prosecco. Fra l'altro siamo qui a Conegliano, al Cerletti di Conegliano, alla scuola enologica, perché oggi c'è stato un forum fitoiatrico che, detto in poche parole, significa l'aggiornamento per quanto riguarda l'ambiente e i trattamenti in vigna. Sono con il presidente del Condifesa che ha organizzato questo forum, ma soprattutto sono con uno dei produttori di vino, di tutti i vini, ma in particolare di Prosecco. Allora, prima domanda: preoccupati per questo 25% di dazi minacciati dal Presidente degli Stati Uniti? Ma preoccupati lo siamo certamente, però siamo anche impegnati. Ecco, il Prosecco è un vino che piace a tanti, che piace a tutti, si stanno aprendo nuovi mercati, stiamo già cercando comunque alternative, perché questo non possiamo rimanere col vino in cantina. È l'impegno nostro di cercare comunque di trovare posizioni anche alternative, ma insomma siamo anche convinti che con l'America si possa continuare il rapporto che si è consolidato già da tanti anni, insomma. Perciò con Nord Europa si sta aprendo nuovi mercati, si sta lavorando bene anche col biologico, c'è interesse. Quando partecipiamo a delle fiere internazionali vediamo che i nostri stand davanti il Bayer non manca nel cercare comunque di conoscerci e di conoscere i nostri prodotti. Ecco direttore, in una battuta, come diciamo, come si
si dice nel mondo dell'agricoltura, quando si serra una porta si versa un portone, cioè quando si chiude un'opportunità se ne apre un'altra e a volte diventa anche più interessante, no? Ma noi speriamo che la porta dell'America non si chiuda, però abbiamo anche, ci affidiamo a questo proverbio che dice: si chiude una porta, versaren al portone, insomma. Grazie, se non ci sono domande a te, direttore. Grazie Lucio, grazie molte, grazie, speriamo in bene, perché il Prosecco ha un impatto planetario per nostra fortuna, ma insomma poi ci possono essere sempre tanti ostacoli. Abbiamo aperto il TG e parliamo del servizio Gerosa, l'artigiano del cuore. Abbiamo parlato spesso di sanità, adesso parliamo di un riconoscimento assegnato ad un grande cardiologo padovano, il professor Gino Gerosa, direttore del centro Gallucci di Padova. A lui un premio assegnato dagli artigiani della CNA. È un premio della comunità e soprattutto per uno che fa il chirurgo, che è di base un artigiano, essere riconosciuto dagli altri artigiani come un loro, come dire, collega mi fa molto piacere. La sapienza delle mani e della testa, perché lui si definisce un artigiano del cuore, ed è per questo che la CNA di Padova ha voluto testimoniare l'affetto che lega la Confederazione Nazionale degli Artigiani al lavoro fondamentale del cardiochirurgo di fama mondiale Gino Gerosa. Lo premiamo e gli diamo un riconoscimento e la tessera onoraria della nostra associazione. Artigiano del cuore perché lui, quando è in sala operatoria, deve comunque saper affrontare in modo positivo, vorrei dire, l'intervento, e per cui deve adoperarsi a trovare quelle soluzioni che poi portano alla riuscita di quell'intervento. Ma lo stesso siamo noi artigiani, quando noi ci siamo di fronte a una situazione difficile, dobbiamo trovare sempre quella soluzione che ci aiuta ad andare avanti. L'artigianato rappresenta proprio la capacità della manualità, l'eccellenza del nostro prodotto italiano e che ci consente anche di andare all'estero. E la manualità di un professore come Gino Gerosa, che col cuore e del cuore stesso ha detto essere l'artigiano, direi che è un esempio veramente virtuoso di come possiamo mettere assieme due mondi che sembrano assolutamente distanti, il mondo della scienza e il mondo dell'artigianato, e che invece hanno molte cose in comune. Gerosa con le sue mani, la sua capacità, prende decisioni e compie azioni che salvano la vita, ha detto il presidente Montagnin. Ingegno e passione, doti comuni, doti che devono essere valorizzate anche nei giovani aspiranti chirurghi, ha detto Gerosa. Ai giovani, a chi è preposto a mantenere i giovani che hanno studiato in Italia, dico: date il riconoscimento non solamente economico, ma il riconoscimento professionale e sociale che un certo tipo di professione merita. Servizio di Valentina Visentina è tutto per questa edizione di Focus TG, grazie ai nostri registi Italo Morao e Andrea Basso. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata, arrivederci.